Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Torniamo adesso a occuparci dei fusti sospetti trovati qualche settimana fa a Sorianello, nel Vibonese. Proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Vibo. Oggi l'ARPACAL ha avviato la caratterizzazione. Questi i 25 fusti sospetti rinvenuti la scorsa settimana a Sorianello, nel Vibonese, sono emersi dopo un incendio, all'interno una sostanza bituminosa. I fusti, molti dei quali danneggiati dalle fiamme, sono stati trovati dai carabinieri alla base di un terrapieno nel corso di un servizio di controllo del territorio. Proseguono gli accertamenti per stabilire se si tratta o meno di sostanze pericolose. Oggi l'ARPACAL ha avviato la caratterizzazione. Dopo una bonifica radiometrica del sito che ha scongiurato la presenza di radioattività, si è provveduto al prelievo di alcune aliquote del materiale sospetto e del terreno intorno, proprio per valutare eventuali contaminazioni di tipo chimico. I tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria hanno eseguito i campionamenti del materiale insieme al personale dell'Arma dei Carabinieri di Soriano e della Procura di Vibo Valentia, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. Da un primo esame esterno, i fusti conterrebbero del catrame, ma solo analisi più approfondite potranno fornire risposte precise. L'attività investigativa, coordinata dal PM Claudia Colucci e dal procuratore capo Bruno Giordano, va avanti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.